È la seconda volta che la giunta regionale modifica la data. Elezioni amministrative, si cambia ancora. Il voto è già fissato per il 26 e 27 maggio, slitta ora al 9 e 10 giugno. Una decisione assunta per consentire all'ARSI di varare una nuova legge elettorale per i comuni. E in particolare il governo sta lavorando per introdurre nella riforma la doppia preferenza di genere, cioè l'obbligo di votare al Consiglio comunale per un uomo e una donna. Siamo di fronte ad una grande rivoluzione storica, ammette Maria Iacono, neodeputato nazionale del Partito Democratico, che aggiunge è una ulteriore conquista sul terreno delle pari opportunità. Ma il testo si caratterizza anche per la presenza di altre novità, quelle già portate dalla Commissione Affari Istituzionali che sta esaminando in queste ore il disegno di legge. L'organismo parlamentare ha inserito due emendamenti, uno abbassa dal 5 al 4% la soglia di sbarramento, l'altro impedisce il doppio rimborso per i consiglieri comunali, ma in aula è annunciata l'arrivo di un'altra novità destinata ad aprire uno scontro. Si tratta di un emendamento per l'inserimento della doppia scheda, una per il sindaco e l'altra per il consiglio comunale. Nelle prossime ore si conoscerà il calendario dei lavori di Sala d'Ercole per capire quando la riforma approderà in aula per il voto. I tempi, ovviamente, incombe anche la finanziaria, sono stretti e sempre nel giro di poche ore si conoscerà la decisione del commissario dello Stato sulla richiesta di incostituzionalità della legge che abolisce le province. In caso di bocciatura, anche per questi enti si voterà il 9 e il 10 giugno.